Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Insulti razzisti nei suoi confronti durante una partita. L'attaccante della Ionica Santa Teresa, una squadra del Messinese, è stato bersaglio di cori razzisti. Lui si è seduto in mezzo al campo e si è rifiutato di continuare a giocare. Francesco Triolo. Una passeggiata il giorno dopo in centro a Messina per cercare di smaltire l'amarezza, la rabbia, la delusione nelle orecchie di Jairo Allegria, calciatore colombiano della Ionica di Santa Teresa. Ci sono però ancora quei cori, i bui, gli insulti ai tifosi del Città di Avola che lo apostrofavano in maniera razzista da 45 minuti durante la partita del campionato di eccellenza. Lui si è seduto in mezzo al campo e ha detto basta, sostenuto dai suoi compagni, alla società. Si sono fermati tutti, con l'arbitro costretto a sospendere la partita sul 3-0 per gli ospiti. He sentido qualcosa 20 minutos que ha iniziato la partita de cántico racista de la tifosi de la squadra rival. Che ti dicevano? Nero, me facevano bu como in canto de, non lo so, simio e questa cosa. Poi a un certo punto non ce l'hai fatta più? No, non me l'ha fatto più perché già erano assai, già si sentiva troppo. Intanto la tifosi nostra hanno chiesto che perché facevano questo, che già la partita praticamente era finita e non lo so perché. Ne hai parlato anche con l'arbitro? Sì, lui mi diceva che restavano 15 o 20 minuti che giocare, ma non me la faceva più. La cosa bella è che tutti i tuoi compagni poi sono stati con te. Sì, loro mi dicevano che si voleva continuare, che loro facevano lo che io volevo fare, che loro stavano con me. 2 arresti a Catania per un tentato omicidio del 2021 per questioni di eredità. La vittima fu accoltellata da parenti a Picanello. Tonino De Mana. Forti contrasti tra familiari per una eredità. Sarebbe questo il movente di un tentato omicidio commesso il 12 ottobre del 2021 a Catania e che a distanza di 3 anni ha portato all'arresto di Benedetto Giuseppe Lamartina, 62 anni, e Gaetano Popolo, di 52, accusati di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Le indagini erano state avviate dopo l'arrivo all'ospedale Cannizzaro di una persona in pericolo di vita per ferite d'arma da taglio all'addome e alle gambe. Secondo la ricostruzione della procura, i testimoni avrebbero tentato di dissimulare l'accaduto, sostenendo che l'uomo si era ferito da solo a casa nel rione di Picanello mentre tagliava la carne. L'inchiesta, grazie al contributo della polizia scientifica e di un video, ha portato ad un'altra ricostruzione della vicenda. Secondo l'accusa, infatti, Lamartina avrebbe colpito con almeno 4 fendenti il familiare mentre Popolo lo bloccava da dietro. Il GIP ha disposto per Lamartina la misura della custodia cautelare in carcere e nei confronti di Popolo quella dei domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Il film su Messina Denaro dei registi siciliani Grassadonia e Piazza finalmente è stato proiettato ieri sera nella sua Castelvetrano. Pochi giovani in sala, molti gli insegnanti e la gente comune. Un fatto curioso, l'assenza di locandine in città e davanti al teatro. Laura Spanò. Dopo settimane di polemiche, il film di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia è ispirato alla vita di Matteo Messina Denaro e approdato a Castelvetrano, paese natale del boss. 480 persone, questi biglietti staccati complessivamente, molti posti vuoti, alle 3 proiezioni organizzate dal Comune al Teatro Selinos, dopo il no di Salvatore Vaccarino a programmare il film nella sala del Cinema Marconi che appartiene alla sua famiglia. Vaccarino è il figlio di Antonino, controverso amico del latitante, a cui i registi si sarebbero ispirati per il personaggio di Catello, il politico in rapporti con i servizi segreti. Pochi giovani in sala, molti docenti, poi gente comune. Il dato più curioso, l'assenza di locandine affisse in città e davanti al teatro. Le reazioni molto diverse l'una dall'altra. Probabilmente non è un grande capolavoro, c'è stato un tram mediatico molto forte dove Vaccarino ha deciso di non proiettarlo, una scelta comprensibile, tuttavia io credo che era anche giusto guardarlo e farsi un'idea del film stesso. Potrei dire piacevolmente grottesco ma piacevolmente anche didattico. È ovvio che bisognerebbe conoscere
i fatti accaduti tanti anni or sono. È ovvio che la gioventù potrebbe entrare con curiosità dentro questi fatti che hanno caratterizzato la città. Aspettavo una ricostruzione, non dico più fedele, un po' fedele. Chi vede questo film e non conosce fatti o non è del luogo si annoia, non capisce, non collega. Finti carabinieri telefonano a 2 anziane nel Siracusano con la scusa del falso incidente stradale, la solita truffa, ma questa volta gli è andata male. Roberta Lunghi. La ricerca affannosa in un cassetto del denaro richiesto per fare rilasciare dai carabinieri un proprio parente stretto autore di un grave incidente stradale. Eccola la scena della cosiddetta truffa dell'incidente che si è ripetuta a distanza di pochi giorni a Testa dell'Acqua e a Buccheri nel Siracusano, dove le vittime sono state 2 anziane signore, allarmate da finti carabinieri per gli incidenti causati rispettivamente da figlio e nipote. Il sistema è sempre lo stesso. Dopo la telefonata, i sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine si presentano in casa delle vittime prescelte per carpirne la fiducia e farsi consegnare contanti e carte di credito. Poche ore dopo l'evento, le 2 donne, confrontatesi con i parenti, si sono però rese conto di essere state raggirate e hanno presentato denuncia ai carabinieri che, dopo l'analisi delle immagini di videosorveglianza cittadina e privata, i tabulati telefonici e la testimonianza di alcuni cittadini che avevano notato un'auto sospetta aggirarsi nel quartiere, sono riusciti a identificare e fermare gli autori delle 2 truffe, un pregiudicato 44enne nato a Napoli ma residente a Catania e la compagna convivente, una catanese di 40 anni. I 2 sono indagati per truffa, sostituzione di persona con le aggravanti di avere ingenerato nelle persone offese il timore di un pericolo immaginario. 2 agenti di polizia a bordo di una volante sono rimasti feriti durante l'inseguimento di un'auto rubata a Palermo in Corso dei Mille. Le 2 vetture sono finite contro un palo e contro alcune auto in sosta. La volante ha cappottato mentre i 2 ladri sono riusciti a fuggire. Per i poliziotti la prognosi è di 6 giorni. A Palagonia è morto un 12enne in un incidente stradale. Viaggiava in monopattino insieme a un coetaneo rimasto ferito. Si riaccende il dibattito sulle regole della micromobilità. Luca Ciliberti. L'ultimo caso a Palagonia nel fine settimana, stavolta drammatico. Un ragazzino di 12 anni ha perso la vita e un coetaneo che era con lui sullo stesso mezzo è rimasto ferito e fortunatamente non è in pericolo di vita dopo il ricovero d'urgenza al Policlinico di Catania. Entrambi viaggiavano su un monopattino quando sono stati investiti da un'auto in via Garibaldi. Illeso l'automobilista. I monopattini elettrici possono rappresentare un serio pericolo per la sicurezza stradale perché spesso vengono visti come un gioco. Molti utenti, soprattutto i più giovani, li usano senza indossare le protezioni necessarie come il casco o il giubbotto catarifrangente, aumentando così il rischio di incidenti gravi. E per adottare queste misure di prevenzione non c'è bisogno di alcuna legge, basta il nostro buonsenso. Il caso di Palagonia riapre la difficile questione di regolamentare attraverso obblighi e sanzioni l'utilizzo dei monopattini. I numeri, come sempre in questi casi, parlano chiaro. Secondo i dati, gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 3.365 nel 2023. Nel 2023 i morti su monopattino sono stati 21, nel 2024 abbiamo già raggiunto quota 14, senza contare le migliaia di feriti gravi. Attendiamo con ansia la regolamentazione che verrà introdotta dal nuovo codice della strada, anche perché il monopattino può rappresentare un veicolo di grande aiuto per la mobilità sostenibile e smart nelle nostre città. Il nuovo codice della strada nel 2024 introduce anche nuove regole. Per i monopattini una delle novità più rilevanti è l'obbligo di dotarsi di una targa e di un'assicurazione. L'obiettivo è quello di responsabilizzare i conducenti e garantire una maggiore sicurezza sulle strade. Questo vuoto normativo però mette in difficoltà le forze dell'ordine che non riescono ad operare soprattutto nella prevenzione. Utili dunque ma anche pericolosi. Ecco come la gente percepisce questi mezzi sempre più presenti sulle nostre strade. Eva Spampinato. Sfrecciano a velocità in mezzo alle auto, utilizzano i marciapiedi come corsie preferenziali, non si preoccupano dei divieti di transito o di attraversare le strisce pedonali, come questo ragazzo. Lo abbiamo visto attraversare e tagliare la strada. Di certo il monopattino è un metodo per spostarsi pratico, veloce, economico, anche ecologico, ma sicuramente sempre più pericoloso. Incidente, ho visto incidente, ma
Sono pericolosi i motopattini. Cresce sempre di più il numero di incidenti, anche mortali, e cresce il coro del malcontento verso un mezzo considerato invadente e pericoloso, che il più delle volte mette a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada, pedoni compresi. Soprattutto perché non sento che sta arrivando. Se viene alle mie spalle non lo sento arrivare. Se lo sai usare non è pericoloso, bisogna stare sempre attenti. Però voglio dire, sono un pericolo, cioè bisogna regolamentare secondo me tutta la situazione. E proprio per questo alcune città ne vogliono limitare la circolazione. E mentre si attende il via libera ai nuovi obblighi introdotti dal codice della strada, la gente è favorevole all'uso del casco. Del casco sono favorevole perché alla fine è una prevenzione. Il patentino alla fine non lo so. Sì, anche per il patentino, perché comunque è sempre un mezzo, ti metti su strada. Patentino secondo me no, perché è una cosa che affitti così sul momento. Il casco magari sì, se ce lo danno in dotazione. Capitolo a parte dovrebbe essere dedicato all'inciviltà di chi li usa e li abbandona, letteralmente in mezzo alla strada, ma anche in mezzo alla piazza Duomo. Furgone selvaggio a Catania, sono pochi i corrieri che rispettano l'orario di carico e scarico delle merci e la risposta è sempre la solita. Mi sono fermato un attimo. Tonino De Mana. Ostaggio del traffico, dell'inciviltà e dell'anarchia, con il mancato rispetto delle regole e del buonsenso che poi si ripercuotono sulla viabilità già congestionata di Catania. In qualsiasi giorno e in qualsiasi ora si assiste al carico e scarico delle merci, regolamentato da orari e da indicazioni stradali che però non vengono rispettati. Non riesco a camminare nei marciapiedi perché ci sono i furgoni che vanno a consegnare nei negozi e questo secondo me non è giusto perché ci deve essere un orario specifico. Tempi duri anche per i pedoni con strade e marciapiedi off limits, furgoni parcheggiati dove capita ed anche sulle strisce pedonali del centralissimo Corso Sicilia, tanto la risposta è sempre la stessa. Mi sono fermato giusto un attimo, da queste parti non c'è posto. Non è un mistero, chi fa questo lavoro deve convivere con il traffico e al tempo stesso sperare di non incorrere in contravvenzioni. Noi autisti è un problema perché possiamo prendere anche qualche verbale che poi arriva in ditta. Ne ha presi? Al momento no. Sarebbe in realtà anche un orario di carica e scarico, lei lo sa qual è? Dalle 15:30 alle 16. E che ore sono adesso? Ora sono le 11. Però qua non c'è la zona di ZTL, quindi possiamo scaricare. Carico e scarico, come detto, a qualsiasi ora e con mezzi più disparati. Non passa inosservato questo ragazzo in monopattino che trasporta un enorme cartone in via Etnea. La tua è una discesa libera? Sto cercando di andare solo al lavoro, mi serve solo il cartone per fare gli imballaggi, niente di che. Ma lo sai che sei sulla corsia preferenziale? Non sono come un autobus, sono come se fossi un autobus, no? Che numero sei? Numero 1. Sono 325 i pedoni travolti e uccisi dall'inizio dell'anno sulle strade italiane, 11 solo nell'ultima settimana. Sono i dati raccolti dall'osservatorio dell'Associazione Sostenitori della Polizia Stradale. 2 aggressioni nel giro di un paio di giorni in 2 ospedali diversi di Palermo e sempre per mano delle stesse persone. Lo denuncia il sindacato Nursin che chiede tolleranza zero. Il primo episodio è avvenuto all'ospedale Cervello dove, non essendoci posti per il ricovero di un piccolo paziente, la madre si è scagliata contro un infermiere. Ricoverato poi il piccolo in terapia intensiva neonatale al Cervello, c'è stata qui una nuova aggressione. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare fra l'altro della cittadinanza al regista Scorsese. Martin Scorsese da ieri è ufficialmente un siciliano. Al regista premio Oscar è stata conferita la cittadinanza onoraria di Polizzi Generosa nel Palermitano, il paese da cui emigrarono i suoi nonni. Marco Gullà. Un lungo applauso e tanta emozione. Polizzi Generosa ha accolto con grande entusiasmo il regista Martin Scorsese conferendogli la cittadinanza onoraria. L'evento ha riempito le strade del paese di cartelloni di benvenuto e un'atmosfera di festa per il grande regista i cui nonni emigrarono negli Stati Uniti proprio da Polizzi. Il cognome originale della famiglia, Scorsese, fu poi modificato a causa di un errore di trascrizione. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di conferire la cittadinanza onoraria
a Martì Scorsese, un altro figlio illustre di questa terra generosa che è Polizzi generosa, ma addirittura possiamo dire che è un attributo che tutta la Sicilia e tutti i siciliani possono sentirsi loro, perché è un figlio che ritorna nella sua terra d'origine e per questa occasione è venuto accompagnato dalle figlie, dai nipoti, e quindi per rinsaldare questo legame profondo che lui, americano di terza generazione, ha avvertito da sempre e che oggi ha sancito con questo viaggio di ritorno. Oggi non sarei quello che sono senza Polizzi, ha detto Scorsese, premio Oscar come miglior regista per Departed e in Sicilia anche per girare un documentario sui naufragi dell'antichità. Per il regista, in omaggio, anche una maglia del Palermo Calcio. Inaugurata al Teatro ABC di Catania la nuova stagione Turiferro con uno spettacolo del grande Edoardo De Filippo. Da Pannofino a Buccirosso, molti gli attori della scena nazionale presenti in cartellone, ma non mancano i beniamini del pubblico siciliano. Adelaide Barbagallo. Si apre il sipario al Teatro ABC di Catania. Il ciclo di recite Ditegli sempre di sì di Edoardo De Filippo inaugura la nuova stagione Turiferro. Lo spettacolo è un intramontabile classico a 40 anni dalla morte del grande Edoardo. I classici sono sempre contemporanei, questa è la verità. E la contemporaneità noi abbiamo provato a mettercela col tipo di lavoro che abbiamo fatto. Siamo tutti attori sotto i 40 anni, quindi viviamo in questi tempi e abbiamo affrontato questo testo in un modo più contemporaneo. Interpreti principali oltre a Pinelli, Mario Autore e Anna Ferraioli. La stagione proseguirà con un amplissimo ventaglio di spettacoli, in scena alcuni fra i protagonisti più amati e seguiti della scena nazionale. Tra loro Francesco Pannofino, Carlo Buccirosso, Sergio Rubini, Angela Finocchiaro. Ma non mancheranno i beniamini di casa. Come ogni anno ci sono i due pilastri del teatro siciliano, che è Enrico Guarneri e Pippo Pattavina. Enrico che sarà impegnato con il Berretto a Sonagli, che sarà lo spettacolo dopo Ditegli sempre di sì, chiuderà la stagione sempre Enrico con il Paraninfo, un classico di Capuana, e poi il maestro Pattavino con un classico che è Ratto delle Sabine. La stagione si concluderà a maggio. Nel cartellone, oltre ai volti degli attori, dei bei peperoncini rossi, perché, diceva Edoardo De Filippo, essere superstiziosi e da ignoranti, ma non esserlo, porta male. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva per raccontarvi l'entusiasmo in casa Catania. Siamo al calcio, la vittoria contro l'Altamura ha alimentato l'entusiasmo in casa Catania, ma da domani si pensa alla trasferta di Foggia. Francesco Triolo. L'ottimismo entra nella casa del Catania, il successo contro l'Altamura ma soprattutto la striscia di 3 vittorie consecutive ha consegnato ai rossazzurri una classifica che testimonia il cambio di passo anche nel rendimento della squadra di Toscano. Cresce il Catania, nonostante le difficoltà legate alle assenze, agli infortuni, alle condizioni non perfette di alcuni giocatori chiave nell'ultimo periodo, che però il gruppo ha saputo affrontare e superare aiutandosi al proprio interno e trovando nella forza del Massimino una spinta propulsiva ulteriore per le ambizioni rossazzurre. La gara contro l'Altamura ha lasciato anche consapevolezza delle proprie potenzialità, di come si possa gestire il gioco e la partita e quanto pericoloso diventa il Catania quando va in velocità. Il cuore, la corsa e gli inserimenti di Carpani, la sostanza e il fiuto del gol di Inglese, la spinta sugli esterni Guglielmonti e Anastasio, la consistenza della difesa che nelle ultime 4 partite ha subito soltanto un gol e sinora in campionato per ben 6 volte ha mantenuto la porta inviolata. Numeri che fanno bene all'autostima, soprattutto se all'orizzonte c'è una trasferta insidiosa come quella di Foggia, dove i rossazzurri troveranno una squadra sì in crisi, ma che è stata affidata da qualche settimana alle cure di Eziolino Capuano, uno che sa inventarsi qualsiasi cosa, dare continuità ai risultati anche allo Zaccheria. Sarebbe fondamentale per alimentare le ambizioni etnee. Lo sappiamo che alla fine quando gioco contro noi, che sia in casa che fuori casa, giocano tutti una finale e noi dobbiamo farci trovare pronti e continuare su questa strada, perché deve essere una delle tante vittorie. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.